D'accusa ha chiesto lo stato di insolvenza per Veneto Banca, ora la decisione spetta al Tribunale. Intanto l'ex presidente del Tribunale Giovanni Schiavon ribatte: la banca era assolvibile. 4 anni e 4 mesi di reclusione per aver abusato sessualmente della nipotina di 11 anni è la condanna inflitta dal Tribunale ad un nonno ottantenne della provincia di Treviso. Michele Fusaro, il killer di Ioletta Sitani, scrive al Gazzettino una lettera riferendosi all'ipotesi di permessi premio: neanche morto esco da qui, lasciatemi in carcere. Luciano Benetton all'inaugurazione dei teleri di Sant'Eonisto lancia un appello agli imprenditori: servono nuovi mecenati delle città, bisogna volare alto e lasciare un segno che duri nel tempo. Lussazione al polso di Torotto, atteso 8 ore al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco, l'odissea di una donna che ha chiamato Antenna 3, attese interminabili anche a chi sta peggio. Appartamento divorato dalle fiamme nella notte a Preganziolo, un disabile tratto in salvo dai vicini di casa, vigili del fuoco al lavoro per ore. A 3 mesi dall'apertura del tratto fino ad Ossona del Terraglio Est si riaccende la polemica sulla grande incompiuta. Le opposizioni di tutte le amministrazioni coinvolte chiedono il completamento dell'opera. Gli oggetti che raccontano la Grande Guerra. Questa sera la storia di un elmetto tedesco diventato con odio e scherno attrezzo agricolo. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. L'apertura è per la situazione delle banche venete, con l'incontro di questa mattina tra tutte le associazioni coinvolte nei dissesti di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. A chiamarle a raccolta l'ex presidente del Tribunale di Treviso Giovanni Schiavon, che non crede alla nuova ipotesi d'accusa della Procura, ovvero quella di fallimento. Sentiamo. No, assolutamente no, assolutamente no. No, dirò di più, che proprio non esisteva lo stato di insolvenza, cioè la banca era in bonis, è stata fatta affossare. Non crede alla tesi della Procura di Treviso l'ex presidente del Tribunale ed azionista di Veneto Banca Giovanni Schiavon. Una tesi avanzata nei giorni scorsi dal titolare delle indagini, il pubblico ministero Massimo De Bortoli, su un'ipotesi di truffa e falso in bilancio che l'eventuale bancarotta fraudolenta derivante dallo stato di insolvenza avvallerebbe ulteriormente. Tutto ruota sulle date di un rimborso titoli e l'avvio della liquidazione della banca, con il primo non effettuato il 21 giugno scorso e la seconda attivata a copertura però 4 giorni dopo. Un lasco di tempo che permetterebbe di innescare la procedura fallimentare, aprendo scenari nuovi per il rimborso degli azionisti, in questo caso palesemente truffati. Un'ipotesi sul filo del rasoio, secondo l'ex magistrato Schiavon, oggi impegnato a salvare il salvabile, ma soprattutto a proteggere chi nel disastro rischia di perdere casa e impresa nel vortice delle famose operazioni baciate. Per questo oggi a Cornuda ha chiamato a raccolta tutte le associazioni coinvolte nell'affare Banche Venete. Vogliamo semplicemente utilizzare le varie voci delle associazioni per poter far sentire la protesta alle prossime elezioni nella direzione corretta. Vedremo di chi è la colpa di quello che è successo. Fare leva sulla politica per allargare quella strada aperta con il fondo risarcimento azionisti approvato a fine legislatura, una prospettiva che molti sosterranno, anche se convinti che saranno pochi i risultati concreti. Una truffa di Stato questa, quindi è tutto organizzato a puntino, non ho molta fiducia nel recupero dei soldi. Se però questi non si muovono, fanno o richiedono mercanti, come si dice in Veneto, sicuramente non riusciremo a fare niente. E sempre a proposito delle banche, il Partito Democratico ha presentato oggi quella che ha chiamato l'operazione Verità: manifesti, volantini, incontri, chiarificatori con esperti per cercare di fare chiarezza sulle azioni che il governo ha intrapreso nei confronti delle banche popolari venete. Il governo, salvando le banche, ha salvato correntisti e cittadini, anche se ora in campagna elettorale tutti dicono il contrario. Parte da questa considerazione l'idea del Partito Democratico sulla necessità di fare chiarezza sulla questione banche. È proprio per questo che dal 15 gennaio inizia l'operazione Verità. Manifesti come questo verranno affissi nei 15 comuni del Monte Bellunese con un messaggio chiaro:
dove si evidenzia il ruolo risolutivo del governo nella gestione della crisi delle banche venete e nel contenimento delle ricadute negative sul tessuto sociale ed economico del nostro territorio. Operazione Verità consiste nel ristabilire appunto la verità dei fatti, perché con l'intervento del governo, con il decreto che ha emanato a giugno, in realtà noi abbiamo salvato il credito di questo territorio, quindi le famiglie e le imprese e non i banchieri. È necessario che sia appunto ristabilita questa verità. Il PD invita ad una riflessione sulle conseguenze che ci sarebbero state se il governo non fosse intervenuto con il decreto di giugno, scongiurando così la chiusura degli sportelli delle due banche e il conseguente fallimento. Tante aziende sarebbero fallite e molte famiglie si sarebbero trovate sul lastrico. Nell'anno appena concluso si è parlato spesso male e in modo parziale. Assolutamente sì, perché troppo spesso hanno avuto più forza le polemiche e meno tutto il lavoro enorme che è stato fatto in questi ultimi 8 mesi a favore del Veneto. Prima di tutto fino a 20 miliardi, è bene ricordarlo, nella finanziaria per garantire, come dire, la continuità del credito in questo territorio, ma soprattutto altri 100 milioni che nessuno immaginava potessimo portare a casa, ed è la prima volta nel mondo che il governo stanzia un fondo a favore dei risparmiatori truffati, ed è un'apertura, un sentiero che si è aperto, una strada che si è aperta e una possibilità davvero per moltissime persone che non credevano più di trovare soluzione ai loro problemi. Ed ora la cronaca, abusi sessuali sulla nipote undicenne. Un nonno, 80 anni, della provincia di Treviso è stato condannato a oltre 4 anni di reclusione. Sentiamo. Baci e carezze, ma non certo quelle normali manifestazioni d'affetto tra un nonno ed una nipotina. Con l'accusa di violenza sessuale su minore, un 80enne trevigiano è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Secondo la ricostruzione del tribunale, il pensionato avrebbe abusato della nipote che all'epoca dei fatti, tra il 2014 ed il 2015, aveva 11 anni, approfittando dei momenti nei quali la piccola gli veniva affidata dai genitori. A denunciare la vicenda era stata la mamma della bambina, alla quale la piccola si era confidata quando, qualche tempo dopo, le era stato detto che avrebbe dovuto trascorrere più ore con il nonno, visto che la donna doveva assistere il marito all'ospedale. La bambina non ne voleva sapere e a quel punto ha raccontato alla madre gli abusi che era stata costretta a subire in precedenza. Da qui è scattata la denuncia, le indagini ed il processo, che si è concluso con la condanna del nonno. L'uomo si è sempre difeso, negando di avere mai toccato la nipote e dicendo di essere vittima di un complotto. A 10 anni dal sequestro e dall'omicidio di Jole Tassitani, Michele Fusaro rompe il silenzio. In una lettera al Gazzettino scrive: lasciatemi in carcere. Una lettera vergata a mano, inchiostro blu, stampatello maiuscolo, per dire neanche morto esco di qui, per dire sono facile da circuire, per ribadire non sono capace di vivere con un bagaglio nella coscienza. Michele Fusaro scrive ad un ex compagno di carcere perché la lettera arrivi ad un quotidiano e così nelle case della gente. Il falegname di Bassano rompe il silenzio, si dichiara pentito. Io a questo pentimento credo molto poco, perché il pentimento io penso che umanamente avviene o subito dopo il reato o nell'immediatezza o durante il processo. Dopo 10 anni pentirsi ora non è che è un po' tardi, è un po' irrealizzabile. Forse la ricerca di una riabilitazione sociale a 10 anni dal sequestro con delitto che scosse il nord-est e a 5 anni da una sua possibile uscita dal carcere. Sicuramente il risultato è l'opposto. Ma Michele Fusaro si descrive caritatevole in carcere, pronto a dare una mano a tutti, a prestare cure e supporto. Lui che si fida della gente per poi scoprire di esserne usato. Una dichiarazione che sembra voler alludere, nemmeno tanto velatamente, a quei complici di cui la famiglia di Jole è sempre stata certa. E in fondo lui vuol sentirsi succube di quei complici dei quali non ha mai voluto, ha sempre negato l'esistenza. Un suo difensore mi disse un giorno: ma mannaggia, ma non vuol dire neanche a me i nomi dei complici, avrebbe uno sconto di pena, ma perché? Quindi tutti davamo per scontato, ma non perché siamo intelligenti o bravi, perché era evidente che c'erano dei complici. Per la famiglia Tassitani di certo si apre una nuova ferita. Da quando Jole sparì era il 12 dicembre 2007 e il suo corpo, fatto a pezzi, fu ritrovato il 23 dicembre.
Cambiamo decisamente argomento. Inaugurazione questa mattina a Treviso del restauro della chiesa di Sant'Eunisto da parte della Fondazione Benetton. Dell'evento vi proporremo un servizio più avanti nel corso del telegiornale. Ora ci soffermiamo sulle dichiarazioni di Luciano Benetton e l'appello agli imprenditori affinché diventino mecenate della propria città. Bisogna essere all'altezza dei tempi, diciamo. Se gli altri volano alto, anche noi. E questo è il segnale che Luciano Benetton ha voluto lanciare oggi all'inaugurazione della restaurata chiesa di Sant'Eunisto. Lui, che ha 82 anni, ha deciso di riprendere le redini della sua azienda. Con questo intervento spera in un ulteriore rilancio della città sulla scia di Dino De Poli e Fondazione Cassamarca. È stato molto importante il suo ruolo per molti anni e difatti io l'ho sempre condiviso, ammirato, insomma, per questa volontà che corrisponde anche al mio senso di migliorare la qualità della vita nel posto, nella città dove si vive. E l'esempio di interventi a favore delle proprie comunità Benetton lo vorrebbe esteso anche ad altri imprenditori. Tutti dobbiamo essere coinvolti in questo, cioè di dare, perché non soltanto pochissimi hanno qualcosa da restituire, ma probabilmente ci saranno tanti che hanno avuto dei vantaggi nell'abitare in questa città. Investimenti non solo per le comunità ma anche nuove opportunità economiche, secondo Benetton, che cita ad esempio il futuro delle carceri napoleoniche di Piazza Duomo, il cui restauro terminerà a fine febbraio. Io spero che sia possibile l'apertura, anche un'apertura con poca esperienza, perché anche là praticamente stiamo facendo un mestiere nuovo. Cioè quello diventa un museo. E l'ultimo messaggio è riservato alla politica, prendendo ad esempio l'intervento che Benetton sta promuovendo per la viabilità di Ponzano a ridosso del quartier generale di Villa Minelli. Io fossi l'amministrazione di Ponzano approfitterei, cioè vorrei proprio perdere le elezioni, però fare un qualcosa che poi resta nella vita per centinaia d'anni. Ed ora la sanità, una giornata intera al pronto soccorso, in un'ora visitata e medicata, poi 9 ore per poter avere la firma del medico ed andare a casa. È accaduto a Castelfranco, a chiamare Antenna 3 una signora di Resana. Sentiamo. Un incidente fortunatamente non grave, ma tale da doversi recare al pronto soccorso. Così, per la signora Anna, è iniziata una vera odissea. È accaduto nell'ospedale di Castelfranco. Mi sono recata al pronto soccorso di Castelfranco e da mezzogiorno e mezzo che sono arrivata, praticamente all'1:30 avevo già fatto i raggi con il referto in mano e tutto. Però dall'1:30 a quando il medico mi ha dimesso dal pronto soccorso sono passate diverse ore, ma diverse ore non vuol dire un paio d'ore, vuol dire che mi hanno dimesso alle 8:30 di sera. 9 ore in attesa, non quindi per poter ricevere le cure, ma per ottenere la firma del medico e poter andare via. Così la signora Anna, che ci spiega una situazione che si ripete sempre in questo pronto soccorso, ha preso il telefono ed ha chiamato, lo dico ad Antenna. La cosa che mi ha dato più fastidio è proprio stata questa, che c'erano persone anziane che stavano male, c'era un ragazzo con delle coliche renali, un signore che si era tagliato una gamba e siamo stati tutti là, cioè non c'è un modo per accelerare. Un solo medico, dice la signora, che probabilmente non riesce a stare dietro alle tante persone che ogni giorno transitano nel pronto soccorso castellano. Tutto il personale infermieristico tiene a precisare davvero gentile, ma l'attesa è snervante. A volte non ci sono nemmeno le sedie per potersi sedere. Non è una cosa accaduta una sola volta. Ieri che un collega di mio marito si è fatto male, sono rimasti tutta una giornata in pronto soccorso per un taglio, cioè ci deve essere qualcosa che non va, cioè se io da quello che ho capito c'è un medico solo in pronto soccorso, però voglio dire è possibile che ci sia un medico soltanto, cioè ci deve essere qualcos'altro che non va.
Ecco, vi ricordo quindi i numeri e i contatti per la nostra rubrica dedicata alle segnalazioni di voi telespettatori. Lo dico ad Antenna, redazione @antenna3.it è la mail, 0422 0230 898 la nostra segreteria telefonica, oppure il 351 1755 340 il numero se volete inviare un SMS oppure un messaggio WhatsApp. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Presentati oggi i candidati di Liberi e Uguali per le prossime elezioni politiche, dall'assessore comunale di Treviso Anna Cabino al consigliere Said Ciaibi, da Nicola Talmi al volto di Legambiente Fausto Pozzobon. Sono alcuni dei candidati a Liberi e Uguali. La presentazione per Camera e Senato questa mattina a Casale. A guidare la nuova compagine l'ex magistrato ed ex parlamentare del PD Felice Casson, che sarà candidato di collegio per il Senato. L'assessore Cabino come il consigliere Ciaibi correranno per un seggio alla Camera. In tutto sono 19 i candidati trevigiani della formazione dell'ex presidente del Senato Piero Grasso in campagna elettorale verso un nuovo Parlamento che uscirà dalle urne il prossimo 4 marzo. Ancora cronaca, un incendio è scoppiato ieri sera in un appartamento a Preganziol, salvata dai vicini una signora disabile. Sentiamo. Le fiamme alte si sono alzate ed in pochissimo tempo hanno avvolto le stanze di un'abitazione a Preganzioli in via Pastore. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Paura fra i residenti che sono scesi in strada. All'interno della casa in fiamme si trovava una persona disabile che è stata salvata e fatta uscire subito dai vicini di casa. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per avere ragione del rogo. L'incendio è divampato al terzo piano di una palazzina, divorando l'appartamento di circa 400 metri quadri. La casa sarebbe inagibile. Sul posto si sono precipitate anche 2 auto dei carabinieri e un'ambulanza del SUM 118. Al vaglio dei vigili del fuoco la causa dell'incendio. Altro intervento questa mattina da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti in via Castello a Sernaglia della Battaglia. Un principio di incendio è partito da una legnaia. Fortunatamente l'arrivo dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero propagarsi anche all'abitazione. Ventenne incensurato chiama i carabinieri, venite, sento rumori dalla casa del vicino, dice, ma i militari nella sua abitazione scoprono una serra di marijuana. Sentiamo. Al 112 arriva una chiamata di aiuto. Un giovane di 20 anni chiede l'intervento di una pattuglia perché sente rumori sospetti nella casa del vicino. In pochissimo tempo arrivano i carabinieri. Il ragazzo aveva paura che nell'abitazione ci potessero essere dei ladri, ma quando i militari dell'Arma salgono le scale per raggiungere la casa, sentono uno strano ma inconfondibile odore dall'abitazione del ragazzo che aveva chiamato. Dopo essersi accertato che dal vicino tutto fosse a posto, hanno deciso di controllare il ventenne e nell'appartamento è stata scoperta una piccola serra rudimentale di marijuana, 8 piantine e diverso materiale per la coltivazione. Tutto ovviamente è stato sequestrato dai carabinieri. Il giovane di 20 anni incensurato residente a San Biagio di Callalta è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. Torniamo a parlare del Terraglio Est perché oggi si è elevata la voce delle opposizioni dei comuni coinvolti dal tracciato per chiedere il completamento dell'opera fino a Treviso. Sentiamo. Un automobilista preso dalla foga e dalla rettilineietà del Terraglio Est facilmente percorribile l'ha percorso tutto dall'inizio alla fine, arrivando al confine tra il comune di Casier e il comune di Treviso e andandosi a schiantare su per il segnale stradale che determina la fine della strada stessa. È solo uno degli episodi che vedono protagonista il Terraglio Est, una delle storie infinite della viabilità di Marca. L'ultimo stralcio è stato inaugurato il 19 ottobre, con la speranza che a breve anche Treviso aprisse i cantieri per collegare l'uscita di Preganziol sul Passante alla tangenziale. Intanto però la strada finisce ad Osson, con questi risultati. Il traffico si sfoga passando davanti la chiesa di Dosson, che ha un collo di bottiglia notevole, e poi prosegue per via Zermanese, arrivando ai piedi del Cavalcavia.
o in alternativa continua a utilizzare il terraglio. Per questo da tutti i comuni interessati le opposizioni hanno presentato una mozione per fare pressione su Cassugana. Per noi il completamento dell'opera significa risolvere o contribuire a risolvere il problema della viabilità a Casale, l'attraversamento del centro. È un'opera complementare al passante di Mestre, è molto importante anche per il nostro territorio perché va a decongestionare il traffico veicolare sul Terraglio. A Mogliano abbiamo una grossa zona industriale in fase di sviluppo, tra l'altro, che è collegata al Terraglio Est, ma se questo non viene concluso il traffico continuerà a riversarsi e sulla Napoleonica, sul Terraglio, e sui centri di Casale e Casiere. Non dobbiamo anche dimenticare che ci sarà la cittadella della salute che avrà ancora più traffico ancora, dunque cosa intasiamo? Tutte le piccole vie della città, ma soprattutto del quartiere sud di Treviso. Il sindaco proprio non ne sta più parlando, lui parla di Odissea nello spazio 2022, di riabilitazione dell'autostrada, ma dovrebbe anche far spiegare quanto dovranno pagare i comuni, cosa ci costerà ad acquisire l'autostrada, a liberalizzarla. Intanto dalla Regione pieno appoggio all'opera. Alla Regione serve un tracciato definitivo e la possibilità di calcolare i costi. È vero che oggi in Regione c'è un tema, è un grande tema, ed è quello delle risorse, però è vero che è impossibile andare a chiedere dei soldi se non sappiamo quanto costa. Ed ora andiamo a Conegliano, dove la situazione di degrado del Parco San Martino è stata oggetto di un esposto presentato dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. È intollerabile che in una zona alle porte del centro di Conegliano, una città bellissima che ha dimostrato le sue potenzialità nel periodo natalizio, ci siano questi esempi di disagio. Degrado, rifiuti abbandonati, luogo di ritrovo di sbandati e soprattutto centro di spaccio. L'area tra Piazzale San Martino e via Vespucci a Conegliano al centro di un esposto presentato dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle alle forze dell'ordine e per conoscenza anche al sindaco della città. Lo abbiamo fatto perché dei cittadini delle attività commerciali ce l'hanno chiesto, in quanto si iniziava a creare una situazione di disagio, di spaccio di droga che va dall'hashish, dalla marijuana, anche all'utilizzo di eroina, con danni alle proprietà private della zona. Ma i pentastellati non si limitano a denunciare il degrado ed amplificare le richieste dei residenti, ma presentano anche delle proposte per cercare di migliorare una situazione che rischia di diventare esplosiva. La prima proposta è di tipo repressivo e chiede il potenziamento del corpo di polizia locale con agenti giovani, la seconda di tipo educativo preventivo, raccogliendo i dati delle forze dell'ordine, dell'ULSS, delle scuole sulla situazione giovanile a Conegliano. Tutti questi dati selezionati, elaborati da persone esperte, ci diranno i giovani di cosa hanno bisogno e di dove vogliono andare, perché un cinquantenne, un sessantenne non può imporre la sua filosofia di vita, il suo cresciuto ai giovani di 20 anni. Hanno delle esigenze diverse. Per dare delle risposte concrete dobbiamo analizzare questi dati. Torniamo ora a Treviso per parlare della chiesa di Sant'Eunisto, ne abbiamo accennato nel corso del telegiornale con l'intervista a Luciano Benettone. Bene, questa mattina gli antichi teleri sono ritornati alla chiesa sconsacrata, vediamo. Ha aperto le porte sotto gli occhi incuriositi dei trevigiani l'antica chiesa di Sant'Eunisto, restaurata e riconsegnata alla città. Al suo interno i meravigliosi teleri, opere fino ad oggi ospitate nel Museo Civico di Santa Caterina. Sono tornati qui in bella mostra e potranno essere ammirati da tutti. Un gioiello che torna ad essere un patrimonio attrattivo a livello culturale e turistico. Tutto questo è stato possibile grazie a un accordo pubblico-privato fra l'amministrazione comunale e la Fondazione Benettone. La Convenzione consente che queste opere vengano viste dalla città, non saranno segregate qui dentro. Nasi all'insù per ammirare i bellissimi teleri, ma manca un'opera che si trova ancora a Montecitorio a Roma, Le nozze di Cana, ma l'assessore si sbilancia. Vogliamo assolutamente andare a portare via queste opere e restituirle alla Chiesa e alla città. Un nuovo polo culturale cittadino dove troveranno collocazione una serie di eventi. Questo è un luogo che va interpretato piano piano. Noi un progetto per questo luogo ce l'abbiamo già e l'abbiamo sviluppato negli ultimi 2 anni ed è il progetto di musica antica che trova in questo luogo una collocazione perfetta. In futuro, spiega, potranno essere organizzati anche convegni e iniziative teatrali.
sono tutte operazioni che portano nella direzione di un centro vitale, un centro che nel suo complesso è bello da visitare, con luoghi come questo che non hanno niente da invidiare a grandi gallerie di arte. E la prima è stato questo concerto di flauti e cembalo, un altro tassello importante per Treviso come città culturale e turistica. Ed è lo spazio del sabato dedicato agli oggetti della grande guerra dei nostri telespettatori. Nel prossimo servizio la storia di un elmetto tedesco diventato con odio e scherno attrezzo agricolo. Signor Aldo, ci racconta la storia di questo elmetto. Questo elmetto qua, come tanti altri elmetti, una volta raccolti, trovati, lasciati sui luoghi dove, per sfortuna, la persona che lo adoperava, che sa e penne, come si vuol dire in Veneto, li stai portati a casa e gliene ha fatto molteplici uso. Recuperare il recuperabile. È uno dei tanti capitoli della Grande Guerra, quello legato ai civili che hanno sopportato prima il costo dell'azione bellica, poi l'invasione del nemico e la devastazione dei saccheggi e dei bombardamenti. Infine, nella desolazione di un territorio violato, hanno ricominciato, trasformando strumenti di morte in oggetti di vita quotidiana. Il mondo agricolo fu tra i primi a fare queste riconversioni e questo elmetto tedesco, tra gli oggetti di una tra le più fornite raccolte di strumenti della civiltà contadina presente a 7 comuni di Preganziol, racconta proprio questo ingegno popolare. Questo qua io ho rivettato con un vecchio badile, qua aveva il manico che correva così e adoperava nella famosa concimaia per buttare su il liquame che era. Uno strumento che arriva dalla sinistra Piave. Utile, ma anche segno della reazione popolare ai tanti soprusi patiti durante l'occupazione austro-tedesca. E faceva questo tipo di uso proprio come un segno di vendetta contro la guerra. Oggetti che diventano utili ma che non dovevano essere importanti, quasi che l'utilizzo per i lavori più umili servisse ad esorcizzare l'odio e il dolore ancora vivo, nonostante la fine del conflitto. Che messaggio dava secondo lei una cosa del genere? Cioè, tutte le cose trovate della guerra portavano dentro un odio sgradevole per tutti, come che questo l'hanno adoperato per svuotare il liquame, con i bossoli lo battevano il ferro, cioè erano cose di odio, non erano, che poi loro li hanno utilizzate perché non avevano niente altro, però sempre una cosa messa a fare un qualcosa che non fosse importante. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. In chiusura come sempre il nostro meteo con le previsioni per la giornata di domani. Arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Qualche nube in più sulle nostre regioni in questa domenica 14 gennaio, tuttavia il tempo si manterrà asciutto, non sono previste precipitazioni degne di nota. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, specie su Veronese e Vicentino. Foschie e nubi basse possibili al mattino sul Bellunese, per lo più soleggiato sui restanti settori. Le temperature massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, valori minimi oscillanti tra 1 e 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Più spazi soleggiati al mattino con cielo poco parzialmente nuvoloso, col passare delle ore il cielo si copre un po' su tutti i settori, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, valori minimi tra 1 e 3 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà ampiamente soleggiato al mattino sui settori settentrionali, cielo più grigio sul resto della regione, con foschie, nebbie e nubi basse e anche con locali precipitazioni, localmente anche a carattere nevoso. Le temperature massime si attesteranno sui 3 gradi, valori minimi tra -5 e 1 grado. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nel Golfo di Trieste, i venti moderati da nord-est. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci.
Avacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.